La Regione è a fianco delle Avis, le Avis svolgono un ruolo fondamentale per promuovere il dono del sangue anche attraverso queste iniziative che vanno nell'ottica di sostenere gli stili di vita sani, ma anche quello di fare comunità, di fare solidarietà e promuovere attraverso queste iniziative una pratica che deve essere diffusa anche tra i più giovani. È un gesto straordinario, un gesto d'amore verso gli altri, un gesto d'altruismo, ma soprattutto un gesto anonimo che non chiede niente in cambio, ma che fa stare bene gli altri. Quindi credo che sia davvero un bellissimo segnale quello che oggi abbiamo presentato qui in Regione, che va nell'ottica della solidarietà, ma soprattutto di non lasciare indietro nessuno. Noi ringraziamo come amministrazione comunale l'associazione Avis di Carmignano di Brenta per promuovere iniziative e progetti che vogliono mettere al centro la solidarietà e il valore del dono. Io qui oggi porto i saluti dell'amministrazione comunale e del sindaco Elisa Paiusco e ribadisco l'importanza delle associazioni per il nostro territorio ed è per questo che continueremo a valorizzarle e a sostenerle in tutte le iniziative che promuoveranno nel nostro comune. La nostra missione è di promuovere la donazione del sangue e del plasma. In questo momento c'è bisogno di plasma e noi acquistiamo circa il 20% del plasma dall'estero, quindi in questo momento l'AVI sta puntando molto sulla donazione del plasma che ci permette di dopo dare a delle case farmaceutiche che trasformano il plasma in dei medicinali spesso salvavita. Prevenzione e donazione camminano assieme. Questo è lo spirito dell'iniziativa che presentate oggi. Sì, noi abbiamo un donatore sano, è un donatore che può permettersi di donare il sangue a delle persone meno fortunate di noi, quindi camminare è la prima regola per una vita sana. Un breve flash sull'iniziativa di domenica 14 giugno. Allora, noi la organizziamo una camminata libera, possono partecipare grandi, piccoli, anche coi propri cani, è una camminata di 5 km a passo libero, ci troviamo tutti insieme domenica alle ore 20 presso il Palazzo Comunale di Carmignano di Brenta, alla fine ci sarà anche un momento di convivialità e ci sarà qualcosa per tutti. Può donare sangue, secondo quelle che sono le normative vigenti, il soggetto tra i 18 e i 65 anni. Il donatore periodico può estendere la donazione fino ai 70 anni previo giudizio medico, il peso deve essere superiore ai 50 kg e il soggetto deve essere in buona salute. Donare sangue in primis è un gesto completamente altruistico, è un gesto gratuito, anonimo, che permette di salvare la vita di persone che non conosciamo e permette anche di effettuare un grande gesto verso la collettività e la comunità. Il soggetto sportivo è un soggetto sano, è un soggetto verosimilmente senza patologie ed è un soggetto che lavora quotidianamente per andare a ridurre i suoi fattori di rischio.